È una corsa contro il tempo che devo dire, sto vedendo un tempi di reazione molto sorprendenti, diciamo, nella pubblica amministrazione, per quanto non sia evidente, ma la mole di lavoro è veramente importante. Nel momento in cui solitamente prende il via la stagione crocieristica, il presidente dell'autorità portuale evidenzia le difficoltà che il territorio e il settore stanno affrontando. Che quella che è odierna è una stagione 2022 che ha una natura di start-up. Questo vuol dire che tutte le amministrazioni pubbliche, tutti gli operatori, gli agenti, le compagnie da crociera, nonché il gestore crocieristico si sono trovati a gestire, con il mio ruolo ovviamente di commissario di governo, una situazione mai vista in nessun porto al mondo. Ma il lavoro, sostiene Di Blasio, non si è mai fermato e i terminal commerciali TIV e Vecon nell'area portuale di Marghera dovrebbero essere pronti ad accogliere le grandi navi a partire da aprile. La stagione parte, in termini numerici non sappiamo ancora perché nel senso che appunto VTP sta stilando, sta lavorando veramente giorno per giorno con tutte le compagnie, ma ci sarà un buon numero di navi. Tendenzialmente siamo nell'arco tra l'inizio e la fine di aprile. Intanto ha attraccato a Fusina la prima nave da crociera della stagione, la Viking Sky, unità di dimensioni relativamente piccole. Quindi una volta che avremo Vecon e TIV collaudate, quindi diciamo anche VTP avrà diciamo, più chiarezza e ci sarà un po' più di serenità da parte di tutti nel programmare questa, ma noi stiamo già guardando alla prossima.